Ultimatum dell'assessore Falcone per l'Agrigento Caltanissetta: senza reali progressi il 30 novembre l'ANAS dovrà rescindere il contratto con la CMC. Per un anno, continua Falcone, abbiamo concesso un'ampia linea di credito alla CMC, ma oggi il bilancio è deludente. Sul completamento della strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta, cosiddetta degli iscrittori, non si registrano più passi in avanti e poca cosa sono 1-2 milioni di produzione negli ultimi mesi, a fronte dei 150 milioni ancora da compiere nei prossimi 2 anni. Ecco perché, dice Falcone, abbiamo deciso nel corso della riunione di ieri con ANAS e l'azienda contraente generale di mettere nero su bianco un ultimatum. Il committente ANAS dovrà impegnarsi alla rescissione del contratto con CMC se entro il 30 novembre non si saranno registrati reali progressi sensibili e davvero significativi sull'avanzamento dei lavori. Dobbiamo porre fine a questa infinita vertenza, anche perché rischiamo di dover restituire all'Europa, come regione siciliana, ben 465 milioni di euro di finanziamenti, qualora la strada statale 640 non sia completa e in esercizio nell'anno 2023. L'assessore Marco Falcone, a seguito della riunione avuta a Palermo con ANAS e CMC sui lavori di ammodernamento della SS 640, presenti al tavolo il presidente della quarta commissione onorevole Savarino, per l'ANAS il direttore della progettazione Mucilli, il dirigente tecnico De Granellis, il responsabile della struttura territoriale l'ingegnere Mele, collegato in videoconferenza con il direttore generale della CMC Porcelli. Siamo tutti col fiato sul collo di CMC, seguiamo da vicino la vicenda, ha aggiunto l'onorevole Savarino, perché vogliamo che queste opere arrivino nel più breve tempo possibile a conclusione. Siamo al sostegno e a fianco del governo Musumeci.